sono Francesca Serra e assieme a Massimo Mei dal 2011 abbiamo dato vita a Isfemineddas. Isfemineddas è il nostro marchio, il nostro logo, insomma il nostro laboratorio dove noi realizziamo artigianato con legni di recupero. La maggior parte sono legni vecchi, di barche oppure di scarto in generale. Siamo partiti da quella che era l'immagine, il ricordo delle donne con l'abito tradizionale, quindi vestite di nero. Abbiamo deciso immediatamente che quello sarebbe stato il nome della ditta e il logo. Abbiamo iniziato a farle in terracotta, stilizzate, poi le abbiamo riprodotte anche sul legno e inserite in diversi contesti. Abbiamo cercato una contaminazione tra quelle che sono le nostre due linee, quella che è più ispirata al mondo marino, quindi con balene, pesci, granchi, sotto forma di lampade, pannelli, specchi, diverse cose. E poi abbiamo unito appunto quella che è la linea tradizione con le donnine, con questo mondo animale. Noi abbiamo scelto una strada che fosse nostra, poco battuta, anche perché non c'è un precedente per quanto riguarda il materiale che noi utilizziamo. Questo ci ha permesso di lavorare con più libertà, forse, con più leggerezza, senza sentire magari il peso del confronto con quello che era stato prima di noi. E ci ha concesso di raccontare una storia che sia solo nostra, ispirata a quello che sono i ricordi e la realtà in cui viviamo. Quando noi parliamo di artigianato di recupero è inteso sia come recupero, riciclo dei materiali, ma anche come recupero di quella che è la nostra memoria e i nostri ricordi. Le donne che sono nei nostri pannelli, nelle lampade, cioè sono le zie e le ziette del vicinato, della via.